Benvenuti alla lezione di teoria numero 8. Allora apriamo il nostro manuale a pagina 15 e abbiamo il paragrafo legatura di portamento. E quindi un'altra legatura, un altro segno, linea curva posta sopra o sotto delle note. Però attenzione, perché c'è una differenza che distingue quindi la legatura di portamento da quella di valore. Osserviamo la figura. A pagina 14 gli esempi ci mostrano una legatura posta solo su due note, poi della stessa altezza sul pentagramma o sulla stessa linea o sullo stesso spazio. Invece guardiamo quella di portamento a pagina 15, i due esempi, sotto la linea curva, che potrebbe anche essere scritta sotto, dipende insomma dall'altezza delle note sul pentagramma, sotto questa linea curva ci sono due o più note, però anche di diversa altezza. E quindi questa è la maniera di distinguerle. E qual è la differenza? La legatura di valore, abbiamo detto, somma i valori, aggiunge alla prima nota il valore della seconda, quindi prolunga la prima del valore della seconda. Invece la legatura di portamento è una legatura di frase, di fraseggio, chiamata anche appunto legatura di frase. E cioè segna delle frasi. Sappiamo anche nella lingua parlata c'è la punteggiatura, la virgola, il punto, che ci aiutano a individuare una frase distinguendola da un'altra, oltre che il senso, anzi ed è per questo che noi riusciamo a dare il senso alle frasi, altrimenti riusciremmo a distinguere difficilmente il senso di una serie di frasi consecutive senza interruzioni di punteggiatura, leggendole tutte di fila. È un po' la stessa cosa, a parte il valore, a parte la durata. Ecco, osserviamo quindi il primo rigo, battuta di 4 quarti, le note alla prima battuta sono Sol, La, Si, Re, Do, Mi. A questo punto, dopo il Mi, si opera una caduta, Re, Mi, Fa, Mi, e poi ancora un'altra caduta, Si, Do, Re, Do. Cioè questa caduta determina l'interrompersi del suono tra una nota e l'altra, cosa che invece bisogna fare attenzione a non fare sulle note poste sotto la legatura, cioè una deve essere conseguente all'altra, quindi i suoni tutti collegati, appunto legati, e non così. Prima battuta, vedete, sono staccati, e quindi io in questo modo farò attenzione a legarli e mi potrò far aiutare anche magari dalla tecnica usando le articolazioni, quindi cercando di legare usando l'estensione del dito e poi la flessione, proprio come faccio negli esercizi di tecnica, e invece fare la caduta dove finisce, fare una caduta sulla prima nota posta sotto la legatura della successiva frase. Quindi in questo modo noi facciamo un respiro e quindi aiutiamo Re, Mi, Fa, Mi, Si, Do, Re, aiutiamo a dare un senso maggiore a quello che stiamo suonando. Allora fate attenzione anche nelle cose che state suonando nella sezione di lettura, applicando anche quindi il fraseggio, quello che viene detto appunto il fraseggio. Bene, allora per questa lezione è tutto, e vi aspetto alla successiva ed ultima lezione di teoria, e quindi come sempre buono studio e buona musica. Ciao!